ospiti. Dunque, avremo con noi Giorgio Consolini, lo vedete, eccolo qui, lo salutiamo con un bel applauso, lo conoscete tutti, è stato l'erede di Oscar Carboni, io mi ricordo benissimo anche Oscar Carboni. Oscar Carboni del genere era il mio cantante preferito. Poi è arrivato Consolini che ha cantato canzoni belle che oggi vi farà riascoltare. Vi cito qualche titolo, Usignolo, Non ti ricordi, posso accennarla? Non ti ricordi? Grazie. No, io non posso, non mi fanno mai cantare. Perché no? Perché dicono che sono strano. Rovina tutte le canzoni. Allora, sicuramente molti di voi avranno già visto al cinema un Consolini, mi fa un grande piacere vederla, proprio sono molto contento perché io sono sempre stato un suo ammiratore e anche di quel cantante che l'ha preceduta e che poi lei è Oscar Carboni. Oscar Carboni. Oscar diremo che è stato non l'iniziatore, ma comunque quello che ha dato il là a questo genere all'italiana. Quali erano le canzoni più popolari di Oscar Carboni? Poi parliamo delle sue altrettanto. No, io parlo quasi tutti i giorni parlo con le mie canzoni. Mi sento più a mio agio se parlo degli altri. Era sempre a forza di cantarle mi sono dato fare. No, lui cantava, ha vinto i concorsi tanti anni fa con Firenze Sogna. Firenze stanotte sei bella. È il tango del mare, mare perché... Era bello. Pure Betty Curtis ha cantato. Per favore. Betty, fortuna per lei, è venuta 30 anni dopo. Noi parliamo di Oscar Carboni, che è un cantante che ha preceduto Consolini. Il genere di voce era quello, mi pare. Dopo l'ha ripreso. No, più c'era Serenata Celeste che lui cantava stupendamente bene. Serenata Celeste. No, ma che scherzo. No, perché lei la canta così. Ma è un'altra canzone. È un'altra canzone. Vabbè, ho capito che è diverso, sbagliavo io. No, era un'altra canzone, è un'altra canzone. Perché vedi, il discorso è questo. Serenata Celeste è una canzone dolce. Sì. Lei le canzoni le aggredisce. Rita? La Rita, sì. No, ma Rita è anche un'interpretazione stupenda. Ma non conosce Serenata Celeste perché ha cantato un'altra canzone. Robertina, lancia il tuo gioco, scusa, io ti ho bruciato questa... Non t'ho presentato prima tu parla, Roberta Capra. Dunque, allora, Consolini. Ancora successo perché ogni volta che lei si abbastanza abbastanza da continuare. Sono canzoni indimenticabili. Dunque le sue, quelle più note sono Usignolo. Sì, Usignolo. Giamaica, tutte le mamme. Quella cantò anche la Tilla, non la cantaste insieme a un festival di Sanremo? Un festival di Sanremo. Sono tutte belle le mamme nel mondo. Chissà perché nessuno scrive mai una canzone per i papà. No, adesso ci vorrebbe, guarda, no, ci sono, poveri ma... papà. Beh, no, però no. Un po' le vittime, siamo un po' perché vittime. c'è quel detto che di sicuro la mamma c'è. Lo so, infatti papà. purtroppo in Emilia Romagna che sono un po' dissacranti dicono che San Giuseppe è la festa dei cornuti, che è una cosa tremenda. Mamma mi è andato giù pari. Barbareschi, hai imboccato la via. Subito di volta. Io volevo dire... È un detto comune, lo dicono sempre, è tremendo. Intanto stiamo vedendo fotografie di Giorgio Consolini, vedete, con Gino Latilla, Nilla Pizzica, sì, abbiamo fatto un quartetto qualche tempo fa che ha avuto un bel successo. E poi sai come sono, gli uomini giovani e le donne giovani fanno i capricci. Ecco ancora qui il quartetto, perché continuate a fare spettacoli. No, non lo fate bene, peccato però. Peccato perché non hanno capito niente. In quattro potevamo essere una forza. Ma sì, non hanno capito niente. Perché... Hai ragione, basta, niente. Bellissima fotografia. Consolini, cosa ascoltiamo? Ascoltiamo la prima canzone che ascoltiamo, quella è Usignolo. Come vuoi? Sì, io direi che Usignolo va. Posso accennarla io? No, per favore. Ma perché no? Scusa. No, perché no? Invece io me la ricordo benissimo. C'è per esempio, quando alle partite di calcio, per esempio, che c'è il sindaco, gli fanno dare il calcio d'inizio. Perché non fagli due paroline? Cos'è questa fotografia? Questa è Consolini? Oh sì, a Sanremo con sotto l'ombrellino. E chi è la ragazza? Con la Ranieri, Catina Ranieri. Catina Ranieri. Molto brava, molto brava. Consolini, allora, con Walter Chiari, col duo Fasano. Ho visto la fotografia, c'era Narciso Parigi, o sbaglio? Sì, il più alto sulla sinistra, sì. Il cantante toscano. Togliani. Achille Togliani. Sì.
Bene, allora, dopo ne sentiremo un'altra di canzoni di Giorgio Consolini. Credo che sentiremo... Cosa sentiremo? Non ti ricordi? Eh beh sì, non ti Ti ricordi. ricordi, non ti ricordi. No, grazie. No, noi non ricordiamo, grazie. Non vogliamo. Non volete ricordare? No, certo, Peppe, come no, guarda. ci mancherebbe altro. No, Vogliamo no, sentire no, cantata da No, lei? una volta per la verità mi hanno sentito Lo prendo la cantare e hanno canzone. concluso che non era il caso. Pensiamo Allora, Ardena è il film di... Luigina da Padova, saluti e vuole ascoltare Giamaica. Poi una sua ammiratrice Cettina da Catania, un'ammiratrice da oltre 40 anni. Sì, sempre però non amato- vuole venire a letto con me come la sua Ma, che voleva ma andare quello è a stato letto. influenzato da Per Barbareschi. favore. Cosa vuol dire? Però ho detto che 26 sono vecchie, siamo mica da 40 anni. Allora, scusa un momento Robertina, sta scherzando. c'è Rita che ha una comunicazione prego. importante per il nostro pubblico, poi riprendiamo questo tema. Anche Consolini si è buttato sull'hard. No, è la vicinanza. sono qua, hai capito? Lui Dai, è Satana. dai, È si sa che Satana. qualche briciola non cada anche qua. Rita. Che tutti perché vogliono Giamaica. quindi. Matteo da Bologna vuole ascoltare Giamaica e poi Cettina da Catania, vabbè, lei ha detto che se non Pensare che viene a io letto a con tutti lei questi qua gli avevo detto non chiedete tutti Giamaica. Marcella da Bologna No, scusa. chiede o chitarra romana. La trova un grande cantante e anche una persona squisita. Forse con Marcella da Grazie. Bologna riesce a organizzare Non qualcosa. incoraggiarlo, Robertino, non La incoraggiarlo. provincia di Verona, tanti complimenti a tutti gli ospiti del tappeto volante, in particolare a Giorgio Consolini che con le sue canzoni mi ha fatto sognare. E poi... Basta, poi per tutti gli altri... Ah no, ancora, un caro saluto da Francesco Caprino, da Taranto, un suo amico di vecchia data. E poi Liliana da Bologna, volevo chiedere a Giorgio Consolini di cantare a tutte le mamme, però non penso che avremo tempo di ascoltarle tutte. Io direi che Mi forse sto possiamo mi accontentare... sto Si sta emozionando. emozionando. Sì, veramente, Beh, ma non è facile. credo che non sia una battuta, perché No, per un no, sto artista sentire scherzando, che il amico pubblico- mio, sto scherzando. Non No, è no, che... dicevo che non sia una battuta il fatto che lei è un po' emozionato debba Sì, essere. Vedere ma- per un artista che il pubblico è così No, ma poi legato, c'è un'altra cosa. di tutti alla gli vita artisti. Non è che faccio televisione tutti i giorni, allora quando ci vado sono emozionato. Allora, Questa- Giorgio questo è Consolini, un po' Giamaica, sentite che bella canzone, io me la ricordo benissimo. ok. Non ve la accennerò. Giamaica, quando mi sembrava di bruciare sotto il tuo bel sole ardente, sai che mi potevo dissetare presso l'acqua di una fonte, ma come potrò dissetare l'arsura di questo mio cuore che dalla passione d'amore sento bruciare? Giamaica, Giamaica, t'ho lasciato un giorno per sfuggire la sua bocca inaridita. Oggi tu mi vedi ritornare come un'anima pentita. Quel volto di mistica donna, quegli occhi di finta Madonna, che tutti tradisce ed inganna, non so scordare. Giamaica, Giamaica, sotto il tuo bel sole tropicale voglio vivere e morire. Quel volto di mistica donna, quegli occhi di finta Madonna, che tutti tradisce ed inganna, non so scordare. Giamaica,
come il sole tropicale voglio vivere e morire. Giamaica, Giamaica, Bravo Consolini. Sì, era quello. Bravo Consolini, davvero bravo, bella canzone, ebbe un grande e meritato successo. Grazie, molto gentile. Allora, Laura Morante, come va la vita a Parigi? Canzoni Si italiane. sente Paolo Conte, per esempio, moltissimo, Non poi italiani. non so, non mi... Italiani Non poco. italiani. I francesi sono dei nazionalisti. Appunto, vi ritrovate. Come gli americani. No, ci troviamo No, ma perché è come anche così. gli americani, Gli anche americani loro. proprio tu ascolti un'ora di musica leggera, non c'è una francese, una sudamericana e basta. Mentre Gli noi italiani mai. ascoltiamo un'ora di musica americana Sì, con una però mi italiana. dispiace se io dico No, che io l'Italia è sentirei piena di volentieri musica un po' di canzoni americana. francesi. Molta musica Me le italiana, fate è sentire, bella, per indubbiamente. favore. Cosa a ti me piace- piacerebbe? Cosa ti Ma mi piacerebbe piacerebbero le canzoni cantate, adesso Jacques purtroppo... Brel, Aznavour, Beh, queste sì. cose qua. Bravi, No, molto bravi. bravi, La piacevoli, Piaf, mi bravi. piace molto il Piaf. È stata una grande. Piaf. Allora, Laura Morante, questo è un argomento che forse dobbiamo abbandonare perché non ci sposteremo. Posso dire una lo so. cosina? Sì. Ti Signori dispiace? fotografi, È se buona, voi vi è allontanate poi perdete buona. queste belle Da occasioni. Palermo, vabbè che tu sei reale. Luca, ti dispiace rifare la Non cosa? si è per i fotografi? emozionato, è Guarda, rimasto là oppure così ti senti- che non gliene frega. Luca, ti senti Non affaticato? posso, sbaracca qua, mamma mia. Ma noi siamo amici, Ci siamo- questo è il punto. La signora Enza prima aveva chiesto un incontro senti affaticato, molto più Luca? intimo. Ce In la realtà fai a noi ci rifarlo? conosciamo A da rifare molto tutto. tempo. No, e no, solo basta una perché tu amicizia. riprendi in braccio un Rita. po' così. Rita, ti dispiace perché guarda, sono arrivati i fotografi, quindi se volete rifare la cosa, un momento fa, perché loro ci lavorano con queste cose. Eccoli, non ti ricordi. Eccolo qui, Giorgio Mi ricordo Consolini. tutto. Stiamo aspettando Renata Tebaldi e sarà qui fra qualche minuto. Cari amici, sentirete che musica. Il mio amore mi dicevi non morrà perché sincero, io credevo fosse vero quando al cuore mi stringevi quelle semplici parole, quelle frasi appassionate appartengono al passato, sono già dimenticate come nulla fosse stato. Non ti ricordi niente, oggi mi guardi e fai l'indifferente, eppure mai amato, eppure mai baciato, fremente di passione. Abbiamo pianto insieme, abbiamo riso insieme, non ti ricordi più. Fingevi allora, sapendo di mentire, mi illudi ancora per farmi più soffrire. Sei senza cuore, non hai pietà di me, se tutto dato a te, perché non ti ricordi? L'altro giorno t'ho incontrata, passeggiavi per la via, freddamente m'hai guardato, eri in dolce compagnia, il mio sguardo innamorato t'ha seguito lungamente,
mentre all'angolo svoltavi ho pensato amaramente, quando invece mi cercavi. Eppure mai amato, eppure mai baciato, fremente di passione. Abbiamo pianto insieme, abbiamo riso insieme, non ti ricordi più? Fingevi allora, sapendo di mentire, mi illudi ancora per farmi più soffrire. Sei senza cuore, non hai pietà di me, se tutto dato a te, perché non ti ricordi, non ti ricordi di me. Bravo Giorgio Consolini. Allora, cari amici, siamo arrivati alla conclusione della prima parte della nostra trasmissione. Noi ora salutiamo, ci dispiace molto, i nostri ospiti che sono stati così cortesi da dedicarci parte del loro pomeriggio. Voi tantissimo. Stiamo aspettando Renata Tebaldi, per noi è un grande privilegio. Questa è probabilmente l'unica trasmissione televisiva a cui la signora Tebaldi